Il presidente della regione Nello Musumeci ha inaugurato oggi a Racalmuto la casa natale di Leonardo Sciascia, quindi ha visitato gli ambienti dove lo scrittore racalmutese passava le sue giornate, luoghi che sono stati lasciati integri nel suo essere, il salotto dove riceveva gli ospiti, il suo angolo con la macchina da scrivere per i suoi scritti, luoghi in cui Sciascia visse e maturò. La casa è stata acquistata da Pippo Di Falco e sistemata grazie ai fondi di alcuni canadesi di Hamilton, di origini racalmutesi, essendo la città gemellata appunto con Hamilton, che per l'occasione hanno voluto presenziare all'evento Charles Criminisi e Gio Grimaldi. È un'altra tappa importante lungo il cammino della valorizzazione del patrimonio culturale della nostra isola. Leonardo Sciascia è una delle tappe più importanti. Il suo messaggio costituisce per noi un costante riferimento. Egli ha interpretato il pessimismo di una Sicilia che conosceva fra le pieghe della rassegnazione, della sofferenza, del sacrificio. Io credo che oggi si stia realizzando a Racalmuto una iniziativa di grande significato, soprattutto perché sostenuta dai cittadini emigrati, quindi un valore legato anche al radicamento e al significato della identità. Un momento importante perché quando si dà un tributo a una persona come Leonardo Sciascia è veramente un monumento, io lo definirei una persona che ha rappresentato egregiamente questo territorio e che soprattutto ha dato lustro, ma anche con una scrittura innovativa e assolutamente attuale. Quindi è un momento, quando si fa cultura, oggi è un momento di cultura, quindi è un momento di festa. Ma oggi siamo molto contenti intanto di questo rapporto di amicizia tra la comunità racalmutese e la comunità di Hamilton che ha contribuito al restauro della casa. Poi siamo molto onorati ovviamente del fatto che il Presidente della Regione viene a tagliare il nastro, sia per quanto riguarda la reinaugurazione dopo i lavori che sono stati fatti in questa casa, sia anche per la mostra sul premio Racalmare che si tiene nella stanza dello Scirocco con scatti fotografici di Scianna, di Leone e di Angelo Petrone. Quindi io credo che sia una giornata che abbiamo organizzato assieme alla Strada degli Scrittori molto importante, e con Casa Sciascia vogliamo dare il nostro contributo culturale a questa comunità, fermo restando ovviamente l'importanza della Fondazione Sciascia e di tutte le altre. Cosa la spinge ad acquistare l'immobile? Ma l'immobile in un primo momento lo doveva comprare il comune, che poi ha avuto delle difficoltà, quindi qualcuno a quel punto lo doveva acquistare. Ho pensato di farlo io, cioè, o almeno l'ho fatto io perché avevo le pubblicazioni di Sciascia, anche quelle più rare, ma anche tutta una collezione di scrittori siciliani, per cui la casa non è solo la casa in cui Sciascia ha vissuto quasi 40 anni, ma anche un archivio che mi piace pensare sarebbe piaciuto a Sciascia. Abbiamo contribuito nel senso di aiutare nell'idea della casa, del restauro della casa e anche con fondi. Cosa vi ha spinto a farlo? Mi ha spinto a farlo perché in Canada adesso gli manca una connessione con le radici, e questo è un simbolo delle nostre radici. Per contribuire anche i soldi, anche la nostra estimazione, perché noi siamo veramente orgogliosi di essere figli di Racalmutese e teniamo forti questi radici qui in Racalmuto, e sempre ritorniamo qui per fare tante belle cose. Questo è un esempio per la nostra emozione per questo bello paese, e vogliamo continuare con la società siciliana in Hamilton di fare tanti grandi successi come abbiamo fatto qui con Casa Sciascia. Che Casa Sciascia diventa ancora di più una delle tappe della strada degli scrittori, che può consentire ai viaggiatori di arrivare in un luogo in cui respirare l'atmosfera, vedere le suppellettili, i libri di Leonardo Sciascia, perché in questa casa Sciascia visse da bambino, maturò,
poi si sposò con sua moglie, la signora Maria Andronico, ebbe le 2 figlie e scrisse i libri più importanti, Il giorno della civetta, ciascuno il suo. Quindi da questo studiolo lui guardava la centrale elettrica e se ne sentiva il ronzio, come scrive. Ebbene, quella centrale elettrica è diventata anche la Fondazione Sciascia, quindi c'è un mix di coincidenze che consentono a questa casa Sciascia di diventare sempre di più una tappa della strada degli scrittori. È importante che il Presidente venga sul territorio, giri le nostre realtà, conosca direttamente le esigenze delle città che gira anche attraverso il contatto fisico, non solo con l'ascolto di noi riferimenti territoriali. E questi sono segnali di vicinanza che il Presidente vuole dare nel portare anche risposte importanti che questa Racalmuto chiede. Oggi siamo, tra ieri e oggi, appuntamenti che certamente fanno sentire ai cittadini di Racalmuto che il Presidente e il governo Musumeci sono qui.